colpiti sono quello dell'industria, quello dell'edilizia di cui si parlava, quello dell'agricoltura e quello del commercio, e sono veramente cifre allarmanti. Ma chi è il responsabile di questo disastro economico e non solo economico che esiste in provincia di Messina? Hanno un responsabile unico, che sono i partiti. I partiti che hanno generato questa classe politica, la classe politica degli ultimi anni, che guarda caso Messina come in altri posti, ma forse più che in altri posti, sono gli stessi. Cioè sembra che questa sia una città dove hanno avuto assegnati, non so esattamente da chi, 4 famiglie, Genovesi, D'Aliro, Luzzanca, Nania, o comunque potremmo scusarmi se non ricordo qualche altro, ma sono i soliti, gli stessi, come se tutti gli altri 650.000 non sono capaci di andare a fare il proprio dovere o di dire quello di cui ha bisogno il popolo messinese e il popolo siciliano. E allora, se i partiti sono responsabili e la classe politica è responsabile di questo disastro economico, credo che l'aspetto più importante per noi forconi è quello che questi hanno esaurito il loro ruolo, hanno esaurito il loro compito, ed è giusto che si facessero da parte. Ma questi con la sfacciataggine non solo non si fanno da parte, ma si stanno riproponendo e sono gli stessi, tra le altre cose, con l'inganno per il popolo siciliano, perché sapendo che i partiti politici sono ai minimi storici, ecco che si inventano tutte queste forme di liste civiche in mezzo alla Sicilia, dove tra le altre cose questi credetemi che di Sicilia non hanno assolutamente nulla, ma pensano solo e esclusivamente ai loro interessi. Quello che io sto dicendo, dico, sono cose scontate, una riflessione, ma che comunque è giusto, e mi auguro che con l'aiuto della stampa che oggi vedo magari così numerosa, che durante questo nostro percorso che ci porterà da qui alla tornata elettorale del 28, sia sempre, non dico vicino a noi, ma che comunque ci dia lo giusto spazio per poter arrivare in ogni famiglia, per poter dire esattamente com'è la situazione. Guardate che la vicenda è talmente complicata che è un fatto generazionale. È un passaggio obbligatorio questo della tornata elettorale, della regionale, dove tra le altre cose, credetemi che è l'Italia che ci guarda, perché come sempre è stato un laboratorio politico la Sicilia, ma è l'Italia, ma è l'Europa che ci guarda. Perché dico questo? Perché al cittadino invito soltanto a fare una riflessione. Quello che era l'orticello di ognuno di noi 30 anni fa, i nostri padri avevano la possibilità di lavorare, creavano qualcosa, la davano in mano ai figli. La nostra generazione è già rovinata, cioè noi, la nostra generazione, i pochi fortunati, 190.000 di Messina che lavorano, tra cui mi sento quindi anche un fortunato, un privilegiato, dico sappiamo di dover lavorare, ma di dover lavorare per 20 giorni al mese per lo Stato. I 10 giorni li dedichiamo alla nostra famiglia, ma i 10 giorni che dedichiamo alla nostra famiglia, cosa volete che diamo in eredità ai nostri figli? Sapete cosa diamo in eredità ai nostri figli? Il numero. 110 miliardi di euro di debito della regione siciliana, che diviso pro capite, lo dico a voi, ecco, di fare questo calcolo mai rapido, visto che non sono talmente alti, ma comunque è una marea, è una cifra veramente impressionante. E allora, a questo punto, io avrei tante altre cose da dire, una e in modo particolare, cioè mi voglio fermare su 2 punti che ritengo estremamente importanti, che è quello del costo della politica. Cioè voi vedete che ci sarebbe da aprire un capitolo sulla vicenda Monti, sul colpo di Stato, su tutto quello che è stato fatto, lo voglio sottacere, ma comunque queste persone, lo dico con il cuore, lo sento, cioè hanno fatto di tutto, hanno tolto anche i 15 euro ai pensionati che prendono 460 euro di pensione, cioè ma una cosa non hanno fatto, assolutamente togliersi i loro privilegi e quello che praticamente hanno la carta di privilegi. Si sono tolti soltanto l'aumento delle indennità, perché d'altronde non ne potevano fare a meno. Ma la cosa vergognosa e l'altro provvedimento che vorrebbero far passare è quello che hanno ridotto il finanziamento in rimborso ai partiti. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Siamo in presenza di un referendum che annullava il finanziamento pubblico ai partiti, lo hanno trasformato con tutte le forze politiche da destra a sinistra, nessuno escluso, il rimborso elettorale, e ora lo hanno ridotto del 20%. Cioè con i nostri soldi, con quelli dei cittadini italiani. Ma io credo che a questo punto sia l'ora di dire basta, a cominciare dalla classe politica.